via Anziano attraversa con la bicicletta i binari mentre le sbarre sono abbassate, il treno arriva in quel momento, disperata frenata dei macchinisti, inevitabile l'impatto. Il caro bollette continua a colpire conti shock ad Asolo con il sindaco pronto anche lui a riconsegnare le chiavi del municipio, tempi duri pure per le parrocchie del territorio. Il rincaro del prezzo dell'energia rischia di mandare in frantumi anche il sistema dell'accoglienza turistica. Federalberghi Belluno, c'è il rischio concreto di chiusura. Rincari dai governatori della Lega all'appello alle forze politiche perché siano unite nel trovare misure urgenti. Per il PD non si possono tagliare servizi fondamentali per la collettività. Mattinata di allarme all'istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna per il crollo di una parete di controsoffitto. Nessun problema strutturale è stato riscontrato. Temporali e forti raffiche di vento in arrivo in Veneto, secondo l'ARPAV, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile fino al pomeriggio di sabato. Inaugurata nel Museo di Santa Caterina la mostra monografica sul pittore cinquecentesco trevigiano Paris Bordon, arrivate a Treviso oltre 40 opere da tutto il mondo bloccate a causa della guerra dei quadri custoditi in Russia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il dramma che si è consumato nel pomeriggio a Loria. Siamo in via Campania, lungo la ferrovia sulla linea tra Venezia e Bassano. A perdere la vita un anziano la cui identità al momento non è ancora conosciuta. Dalla ricostruzione della polver resa possibile anche grazie alle testimonianze raccolte fra i presenti, poco prima delle 16 l'uomo ha attraversato con la bici binari nonostante le sbarre fossero abbassate proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno regionale. Da quanto riportato da alcuni residenti, il macchinista avrebbe suonato per attirare l'attenzione dell'anziano azionando anche il sistema frenante, ma l'impatto è stato inevitabile. La vittima non aveva con sé i documenti. Ora gli agenti della Polizia Ferroviaria stanno conducendo le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Così dunque a Loria. E poi in primo piano c'è inevitabilmente anche il caro bollette. La situazione sta diventando davvero insostenibile, così ad Asolo. Consegnare le chiavi non è sicuramente un tabù, è un gesto simbolico che dovremmo fare tutti i sindaci, ma non solo i sindaci trevigiani, i sindaci di tutta Italia, perché così sarà difficile continuare ad amministrare ed è impossibile, ad esempio per me, pensare di fare un bilancio di previsione per l'anno 2023. Provocazione o ipotesi concreta poco importa, davanti al prospetto aggiornato predisposto dagli uffici, Mauro Migliorini ha fatto un salto sulla sedia. A metà settembre l'allarme in municipio ad Asolo è già rosso. Una fotografia a dir poco, secondo noi, drammatica, perché abbiamo degli aumenti in media del oltre il 75% con delle punte che raggiungono il 200 o il 300% su tutti gli edifici di proprietà del comune dove è situato un contattore dell'energia elettrica e stiamo parlando solo di consumo di energia elettrica. Il record 500% in più per gli impianti sportivi di Casella, ma a incidere non poco sono le bollette della caserma dei Carabinieri di proprietà comunale. A fine luglio oltre 10.000 euro contro gli 8.000 dell'intero 2021. Un paradosso tutto italiano, soprattutto se si pensa che l'affitto annuale riconosciuto dallo Stato al comune è di 3.000 euro. Dal 2013, quando i Carabinieri sono stati trasferiti dalla vecchia caserma alla caserma nuova, ci facciamo carico di tutte le utenze, non solo l'energia ma anche il riscaldamento, acqua, asporto di rifiuti e non riceviamo un centesimo di euro dallo Stato. L'elenco è un crescendo di percentuali che ha portato il comune a una prima variazione di bilancio da 234.000 euro, soldi che in parte erano destinati a sostenere le spese degli asili territoriali. Anche qui un altro paradosso, ma non è certo finita perché al comune stanno arrivando sempre più richieste di aiuto. Sì, ho oltre 40 famiglie che vengono a prendersi settimanalmente la borsa degli alimenti, cioè da mangiare una volta alla settimana, vuol dire che il limite lo abbiamo già superato. Ma l'allarme è generale, tutti, davvero tutti, stanno correndo ai ripari. Credo che la prima indicazione è quella di risparmiare nel tempo, nella quantità di calore, accontentandoci magari di coprirci un po' meglio, non restando al gelo ma neanche esagerando. Stiamo aspettando di vedere quali saranno le conseguenze
speriamo che ci siano degli aiuti. Nel frattempo si fanno i conti con l'estate che resiste, le caldaie ancora ferme, ma per Migliorini, che chiede interventi immediati al governo, il tempo è già scaduto. Il tetto del costo dell'energia elettrica, il tetto del costo del gas per il riscaldamento, eccetera, doveva già essere messo. Adesso secondo me siamo un po' tardi. Tutti temi che sono discussi in questi giorni concitati di campagna elettorale. Manca poco più di una settimana all'appuntamento del voto. Intanto dei governatori della Lega l'appello alle forze politiche perché siano unite nel trovare misure urgenti. Per il Partito Democratico i sindaci vanno sostenuti perché non si possono tagliare servizi fondamentali per la collettività. Facciamo il punto. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale e all'emergenza è necessario rispondere con tempestività e coraggio, come chiedono famiglie, lavoratori e imprese. Servono subito nuove e importanti risorse pubbliche per sostenere gli italiani contro il caro bollette e intervenire immediatamente con l'attivazione del tetto al prezzo del gas. Il Paese è in pericolo, serve l'unità di tutte le forze politiche. Così i governatori della Lega chiedono ai partiti responsabilità e unione per far fronte all'emergenza determinata dai rincari di luce e gas che stanno mettendo in ginocchio famiglie, mondo economico e non ultimi gli enti locali. Da tempo i sindaci hanno lanciato l'allarme sui rincari che pesano sui bilanci di municipi, con il rischio ormai sempre più concreto di vedersi costretti ad aumentare le tasse o tagliare i servizi ai propri concittadini. Un'estrema ratio da evitare per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Abbiamo bisogno di un aiuto costante, perché la risposta non può essere quella di spegnere l'illuminazione pubblica ovunque, perché avremo città e comuni più insicuri con minore qualità della vita. Sicuramente dovremo stringere nei consumi, dovremo risparmiare, però non possiamo peggiorare le nostre città. E dall'altra abbiamo bisogno che l'economia regga, è per questo che è fondamentale la velocità sul PNRR. Conosce bene la gestione della macchina comunale l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati, secondo il quale una situazione così delicata va gestita con serietà e lucidità. Se una famiglia con le bollette così care fa fatica a arrivare a fine mese, un comune addirittura potrebbe alla fine mettere in discussione i servizi che dà ai cittadini, e sappiamo che il comune è portato a fare dei servizi ai cittadini più bisognosi, quindi la situazione è veramente tanto difficile e qua c'è il mercato delle parole e troppa poca serietà. Il governo sta lavorando ad una serie di misure per aiutare le famiglie e le imprese, ma per il segretario PD Andrea Martella sono necessari ulteriori passi. È una situazione quindi insostenibile. Il governo è già intervenuto con alcune misure. Oggi interverrà con altre misure che servono proprio per venire incontro alle famiglie più in difficoltà e alle imprese, raddoppiando il credito d'imposta, ma io penso si tratterà di intervenire anche per sostenere i mancati guadagni che sono relativi anche all'aumento del prezzo dell'energia. Bollette record nei municipi, con i sindaci costretti quindi a rivedere i servizi erogati ai cittadini. Per Andrea Causin, candidato di Noi Moderati, e Paolo Perenzin, candidato di Sinistra Italiana, la necessità di interventi per aiutare non solo i comuni ma anche quelle strutture pubbliche fondamentali come le case di riposo. Di fronte a queste entità non è né giusto né possibile né ammissibile che siano i comuni a dover tagliare i servizi e a mettere mano ai propri bilanci, nel senso che in ogni caso sono costi talmente elevati che anche mettendo mano a un taglio di servizi i comuni non riuscirebbero comunque a far fronte. Io credo, e lo crediamo fermamente, come dicevo prima, come Alleanza Verdi Sinistra, che la tassazione sugli extra profitti e quindi su queste speculazioni finanziarie debba essere del 100% e questi soldi devono essere utilizzati per abbassare le bollette dei cittadini, delle imprese e evidentemente anche degli enti locali. Non c'è soluzione, non è che si può dire spegniamo il riscaldamento in una casa di riposo oppure mandiamo i ragazzini a scuola e spegniamo il riscaldamento, oppure in un ospedale noi togliamo la luce e togliamo l'energia elettrica nei pronti soccorsi o nelle sale operatorie. Cioè, l'unico metodo che c'è oggi in questo momento è quello di mettere mano al portafoglio, che lo Stato metta mano al portafoglio e che in qualche modo concorra a calmierare i prezzi e renderli affrontabili, in modo che le aziende non siano non competitive e i servizi non vengano tagliati.
Ma ci sono anche i temi dell'autonomia e del federalismo, tutti tasti che sono stati suonati nelle scorse ore dal leghista Roberto Calderoli, presente a Treviso. La Lega riparte a far la Lega e riparte facendolo dall'autonomia e dal federalismo, cioè il motivo che ha portato tutti noi ad aderire a questo movimento. Da Piazza dei Signori, Roberto Calderoli, big della Lega fin dalla prima ora, rilancia a pochi giorni dal voto il tema dell'autonomia e del federalismo di cui è convinto il futuro governo, che lui dà per scontato sia di centrodestra, si farà carico. Il mese prossimo scadono i 5 anni dal referendum che Veneto e Lombardia hanno fatto per l'autonomia differenziata. Non si è ancora concluso alcunché, questa è la volta buona e quindi come prima proposta nostra al nuovo governo, che credo vincerà queste elezioni, ci sarà l'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto e tutte le regioni che lo richiederanno. Temi con cui il senatore bergamasco, con alle spalle l'esperienza di ministro delle riforme e quindi della semplificazione, tenta di caricare militanti ed elettori in vista del rush finale di una campagna non semplice per il Carroccio, ma raggiungere questi obiettivi, dice, marca la differenza. Vuol dire avere tante risorse, tante possibilità di dimostrare che i soldi mal gestiti a livello centrale possono essere ben gestiti dalle nostre regioni, province e comuni. Anche in Lega le candidature si sono dovute decidere facendo estrema selezione visto il taglio dei seggi parlamentari, ma Calderoli incoraggia anche gli esclusi. Tra governo e sottogoverno, espressione questa che fa già discutere, ci sarà bisogno, dice, di un numero di persone maggiore dei nomi ora disponibili. Apriamo la pagina della cronaca con una comunicazione. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il passaggio di un'ondata di maltempo che potrebbe portare fenomeni temporaleschi anche intensi fra le prealpi e la pianura, compresa la pedemontana trevigiana. Le precipitazioni sono previste fra stasera e sabato. Il livello di allerta è quindi giallo. E vi raccontiamo adesso la mattinata di allarme poi rientrato, vissuto a Montebelluna, all'Istituto Einaudi Scarpa. La signora del bar che doveva venire ad aprire aveva trovato il controsoffitto caduto all'ingresso e quindi non c'era elettricità. Quindi mi sono precipitato a scuola, la situazione tutto sommato non era così grave come sembrava, c'era una caduta d'acqua dal primo piano abbastanza abbondante che ha causato un cortocircuito nell'impianto elettrico, quindi ha fatto diciamo che le luci non potevano essere accese. È stata un'alba concitata all'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, dove una perdita d'acqua ha causato il crollo di una parte di controsoffitto nell'atrio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, oltre a mettere in sicurezza l'area, hanno verificato l'assenza di criticità strutturali. Il primo piano, nel bagno dei docenti, in un lavandino, un tubo flessibile aveva ceduto, per cui da ieri sera, presumo verso le 8-9 di sera, c'è stata una perdita d'acqua trafilata ovviamente al piano terra e quindi la caduta dei controsoffitti, che per fortuna sono di pannelli in cartone, quindi in ogni caso non sarebbe stato un problema, diciamo, di sicurezza grave. I ragazzi sono stati tenuti fuori per un quarto d'ora. Le lezioni sono così partite regolarmente. C'è stato un po' di caos all'inizio, però è andata bene. Siamo entrati a scuola e non è successo niente. All'inizio c'era un po' di paura che potesse succedere qualcosa, però poi si è svolto tutto normalmente, non c'era nessun pericolo, insomma. Non vedendo ambulanze mi sono tranquillizzata. In mattinata un certo allarme si era diffuso sui social, poi rientrato nel corso della giornata. Resta però un tema, quello delle manutenzioni, soprattutto ordinarie. La provincia ha fatto interventi sull'illuminazione, ha messo tutto il LED per risparmio energetico, eccetera, però poi appunto se non andiamo anche a controllare altri particolari che sono l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, un difetto anche minimo può causare danni notevoli, quindi è poi anche difficile in realtà andare a verificare tutto quanto, ma diciamo che un controllo ogni tanto nei 30 anni sarebbe giusto farlo. Più poteri ma soprattutto risorse in materia chiede proprio la provincia, che da qualche anno ha avviato un piano straordinario per l'edilizia scolastica. Il problema che ha avuto la provincia nei primi anni del Rio, cioè quella della carenza di manutenzione, oggi è diventato un problema da risolvere. Da manutenzione ordinaria passiamo alla straordinaria. È fondamentale che le province abbiano la possibilità di manutentare e di provvedere all'edilizia scolastica, così come alle strade.
E questa mattina c'è stato un sopralluogo anche lungo il Cagnana, sotto il ponte della Malvasia in centro a Treviso, da parte dell'ingegnere incaricato del restauro del muro di contenzione, professionista che non ha esitato a lanciare un altro allarme: crollo e ben più serio. E se parliamo di manutenzione di acqua e di mattoni, a Treviso abbiamo il patrimonio delle mura, e quindi uno dei problemi che anche a Treviso Sotterranea e Italia Nostra hanno sempre segnalato è il bastione ex Camuzzi. C'è proprio sulla curva di fronte alla stazione, c'è un angolo dove gira l'acqua, che lì sono già stati degli incipienti crolli, quindi è proprio una questione di manutenzione. Altro che muro sul Cagnana Ponte Malvasia, il vero pericolo crollo è qui davanti alla stazione dei treni. A lanciare l'allarme l'ingegner Scarpa durante il sopralluogo di questa mattina per definire i lavori di ricostruzione del manufatto crollato martedì e che ha destato apprensione per la tenuta degli edifici soprastanti. In realtà il controllo di oggi ha tranquillizzato tutti. Il muro è indipendente da solo, è crollato per stanchezza, quindi era proprio stanco. In questo punto qua abbiamo un'interferenza perché la putrella che sostiene il ponte è appoggiata su un pezzo di muro che però si sostiene. Adesso comunque metteremo una puntellazione di sicurezza e adesso parlerò con la proprietà perché per togliere il divieto di utilizzo del terrazzo al bar, in attesa della definizione del progetto e prima che arrivi la stagione invernale, forse vale la pena di fare una puntellazione sotto. Nessun pericolo, ma semmai tempi lunghissimi per la ricostruzione, considerando l'ambiente circostante. Che il cedimento abbia però toccato il sentimento dei trevigiani lo testimoniano i tanti curiosi che si sono fermati magari anche solo un momento per capire come si interverrà. È questo sentimento che ha fatto lanciare all'ingegner Scarpa l'allarme crollo mura cittadine. C'è una zona che è chiaramente in pericolo da tempo, quindi lì sarebbe importante onde evitare uno spettacolo come questo moltiplicato per 10, visto che qua sono andati sui giornali in prima pagina su tutti i quotidiani cittadini, lì andiamo sui quotidiani nazionali, quindi meglio forse fa intervenire e far qualcosa. Rinnovato lo stato di agitazione dei lavoratori della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nella mattinata di oggi nel corso di una partecipata assemblea indetta dalle RSU. L'agitazione era stata avviata 3 mesi fa per la grave carenza di personale amministrativo che si trascina ormai da anni, con un costante aggravamento a causa dei continui pensionamenti e trasferimenti di lavoratori che non vengono sostituiti. Assordante, dicono dalla CISL, il silenzio del Ministero della Giustizia dopo le proteste iniziate lo scorso mese di maggio. I lavoratori, se non arriveranno risposte in tempi ragionevoli, sono pronti allo sciopero. Mercoledì sera alle 21 i vigili del fuoco sono intervenuti presso una ditta di trasporti in via Nuova Trevigiana, Casale sul Sile, per soccorrere un operaio rimasto schiacciato ad una gamba per la caduta di una cassa durante le operazioni di carico e scarico. I pompieri arrivati da Treviso hanno liberato l'uomo rimasto schiacciato dal carico, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118 per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri. Vasto giro di spaccio stroncato dai carabinieri nella zona di Montebelluna. In cella un marocchino che si era creato un consistente giro d'affari. In meno di 2 mesi, da novembre a dicembre 2021, gli vengono contestate oltre 140 cessioni di droga, vale a dire quasi 2 etti di cocaina per un giro d'affari di circa 18.000 euro. Lui dai suoi clienti era conosciuto come Karim. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 46enne di origini marocchine, accusato di aver messo in piedi negli ultimi mesi un vasto mercato dello spaccio nella zona intorno a Cornuda. Parliamo di fasce d'età che si aggirano dai 30 ai 50 anni di varia tipologia, quindi da persone anche affermate nella società. Parliamo di tutta la zona alta del Montebellunese, quindi comune di Cornuda, Pederobba, Maser, Carano di San Marco. L'uomo si aggirava con una macchina di grossa cilindrata a bordo della quale, tra il tardo pomeriggio e la sera, faceva salire i suoi clienti per evitare scambi all'aperto. Curioso, diciamo, che l'usanza in alcuni casi del soggetto di farsi accompagnare dall'acquirente e accompagnarlo direttamente presso uno sportello ATM per prelevare, in modo da essere certo della disponibilità economica da parte dell'acquirente.
Altre cessioni sono state verificate anche all'interno dell'abitazione del pusher. Raccolti i sufficienti elementi, la procura trevigiana ne ha chiesto e ottenuto la custodia in carcere. Il 46enne è stato rintracciato e condotto nelle scorse ore a Santabona. Sicuramente le indagini proseguiranno per cercare di individuare il canale di approvvigionamento del personaggio. Lui operava da solo. Il vescovo di Vittorio Veneto ha presieduto ieri sera a Ramera, come mostrano le immagini della tenda, la veglia di preghiera per Suor Maria De Coppi, la suora comboniana trucidata nelle settimane scorse in Mozambico da parte dell'ISIS. Poche settimane fa mi aveva detto che non sarebbe riuscita a vivere in nessun altro posto. Quando lo scorso anno ha lasciato l'Italia per tornare nella sua amata Cipene, zia era cosciente che questa poteva essere la sua ultima vacanza a casa. Legge le parole della sorella, Suor Gabriella Bottani, la nipote di Suor Maria De Coppi, alla veglia di preghiera a Ramera per la missionaria uccisa una settimana fa in Mozambico. Il racconto della drammatica telefonata di quella sera, i colpi sordi, Suor Maria che invoca la calma. Altri colpi e poi un silenzio profondo. Non era la prima volta che Suor Maria si trovasse a vivere situazioni di violenza, come durante la guerra tra Frelimo e Renamo. Questa volta però il dono della sua vita è stato totale e non a caso nel mese dedicato alla Laudato Si. Sì, zia è una martire della Laudato Si, nella sua semplicità e nella sua fedeltà all'amore di Dio per la cura delle persone e della terra. Nella chiesa di Ramera il posto vuoto lasciato da Suor Maria, il raccoglimento dei familiari, dei rappresentanti del mondo missionario. Suor Maria era innamorata di Dio e della missione. Ha amato il popolo mozambicano, ha camminato con loro e ha vissuto con loro momenti di gioia e avvenimenti dolorosi. Sapeva ascoltare, dare fiducia e speranza. Passava da un villaggio all'altro, sembrava mai stanca. E poi il ricordo commosso degli amici di sempre. Mai si alzava da tavola senza raccogliere le briciole e le mangiava. Ci faceva capire che niente si butta. La sua vita di consacrazione, grazie Signore, perché è stata come una fiamma ardente che ha sempre emanato luce, calore, fraternità. Grazie per il dono della sua vita offerta per amore. Così dunque ieri sera a Ramera di Mareno di Piave. E in attesa del nuovo complesso scolastico della città della Vittoria, pronto fra 2 anni, la provincia ha inaugurato il nuovo anno scolastico davanti a studenti e professori. Lo ha fatto al seminario vescovile. Quando si va a creare scuole nuove diamo segnali positivi al futuro e gratifica un po' il ruolo che abbiamo deciso di intraprendere. Quando si riesce ad essere concreti passiamo dalle chiacchiere alle cose reali. Ed è con queste parole che il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, chiude e apre un nuovo capitolo per il complesso scolastico di Vittorio Veneto. Da una parte l'abbattimento nei prossimi mesi dell'attuale plesso della città della Vittoria per la costruzione della nuova struttura, dall'altra per celebrare il nuovo anno scolastico dei tanti studenti e professori in attesa dei lavori. E per tutti loro sarà qui al seminario vescovile di Vittorio Veneto che suonerà la campanella nei prossimi 2 anni. Ringrazio il vescovo e il rettore del seminario per aver messo in disponibilità della provincia i loro immobili che ospiteranno i ragazzi del Città della Vittoria per i prossimi 2 anni. 2 anni che serviranno alla costruzione del nuovo complesso scolastico della Città della Vittoria con un investimento complessivo pari a 11 milioni di euro, 17 classi, nuovi laboratori, ma soprattutto una scuola completamente ecosostenibile. In attesa di una scuola che guarda al futuro, gli studenti e professori della Città della Vittoria saranno ospitati da un edificio che invece affonda le sue radici in un lontano passato, oggi storia della città. Per tanti anni, secoli, è stata l'unica scuola superiore della città di Vittorio Veneto. Il seminario vescovile è nato su un impulso del Concilio di Trento, che è finito nel 1563,
poco più di 20 anni dopo, nel 1587, è stato iniziato proprio qui, non è più cambiato di luogo. Quindi nel 1587 qui si è cominciato a far scuola per preparare i nuovi sacerdoti. Ed è con questa lezione di storia che il vescovo Monsignor Corrado Pizziolo augura a tutti gli studenti un buon inizio di anno scolastico. L'augurio mi pare sia legato anche alla tradizione di questo luogo, un luogo di apprendimento da 435 anni, siano degni di questa lunga tradizione e continuino a onorarla con il loro impegno. Presentazione questa mattina della 2 giorni di sport senza barriere organizzata dall'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi, con Mirella Tuzzato, che per sabato prossimo lancia una provocazione alle baby gang che imperversano nel centro storico. Sentiamola. Io avrei piacere di avere tutte le baby gang che vanno nei centri storici, che venissero qui all'Ippodromo a provare a cosa vuol dire la box, provare questi sport, magari anche per cambiare questa energia che hanno, perché ce l'hanno. E questa è la provocazione che lo sport senza barriere ha lanciato oggi ai bulli e alle baby gang che ogni sabato cercano di affrontarsi in centro a Treviso con l'unico scopo di filmare gli scontri per ottenere il maggior numero di like sui social. Sabato prossimo, anziché andare in piazza Borsa, venite al Sant'Artemio. 15, 16, 18 anni, quanta energia c'è? Dobbiamo tirarla fuori, ma nella maniera giusta. Chi sarà a provare le diverse discipline sportive presenti attorno al circuito ippico, dal tiro con l'arco al calcio balilla, dal tennis tavolo al karate allo judo. Sabato da mezzogiorno fino a sera e domenica pomeriggio sarà un'occasione per i giovani, ma soprattutto per i diversamente abili, troppo spesso dimenticati nei fine settimana. Barriere da battere, soprattutto quelle mentali. Soprattutto quelle mentali, perché noi abbiamo genitori che ancora si vergognano di questi figli, li nascondono, non li fanno vedere, e questo è un danno enorme, non per loro ma per questi ragazzi che non sapranno mai di essere normali. Per chi vive una disabilità, quanto importante è lo sport? Direi fondamentale, lo posso dire in prima persona che da quando è iniziato lo sport paralimpico io c'ero e ho avuto davvero grandi benefici. Quindi questa 2 giorni è anche per cercare di vedere se qualche famiglia prende coraggio, viene qua e esce allo scoperto. E interagire e soprattutto capire che questo ragazzo ha bisogno di libertà. Tra gli sport anche la kickboxing e la box, con un testimonial d'eccezione, Maurizio Stecca, campione olimpico della disciplina, che lancia la sua provocazione ai bulli perché salgano sul ring. Ecco, è lì che devi dimostrare se sei bravo o forte o non fifone come i tuoi compagni che stanno dietro, che ti danno il via. Perché quelli che sbagliano sono i compagni tuoi che stanno dietro, che ti creano la situazione. Ma se sei da solo cosa fai? O con uno che è dentro il ring con te, che cosa fai? Fai una prova? Se fai una prova vuol dire che sei coraggioso. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso, dove si è aperta ufficialmente mezz'ora fa in piazzetta Botter la mostra sul pittore trevigiano Paris Bourdon, le cui opere sono diffuse in tutto il mondo. Una esposizione unica, come ci racconta il nostro Lucio Zanato. In Augusta fece, in casa dei Fuccheri, molte opere nel loro palazzo. È un passaggio del libro Le vite di Giorgio Vasari, quando descrive Paris Bourdon. Pittore cinquecentesco nato a Treviso, le cui opere sono presenti nei maggiori musei mondiali. E le 41, presenti nella sala ipogea nel mezzanino del Museo di Santa Caterina, sono solo una minima parte di ciò che l'artista ha prodotto in oltre 70 anni di vita. E dopo il Carnaval Bailo è dedicata proprio a Paris Bourdon, la nuova offerta culturale di Treviso. 2 grandi mostre in contemporanea in città. Ovviamente per arrivare a questo abbiamo dovuto creare il secondo polo museale, quindi la riqualificazione del Bailo, ma ce l'abbiamo fatta e credo che sia il vero salto di qualità della nostra città. Con forse una marcia in più per il turismo, considerando che le opere di Bourdon sono presenti anche nel Duomo cittadino, mentre pochi sanno che affrescò diverse facciate della città dipinta come Caspineda a San Leonardo o Caro Began di Via Canova. L'idea è stata proprio questa, di non
depauperare il territorio, le chiese, anche i musei cittadini delle opere, ma di portare qui i più importanti quadri dell'artista trevigiano da musei di tutto il mondo, lasciando appunto in situ nelle collocazioni le opere della città, in modo da spingere poi i visitatori delle mostre ad andare alla scoperta di Treviso e dei suoi luoghi sulle tracce di Paris Boldon. Ma è in queste sale che il pennello dell'artista racconta non solo la sua epoca, ma anche il suo essere tra Tiziano e Giorgione. E lo raccontano i particolari accanto ai ritratti, la sensualità mitologica, ma soprattutto le opere devozionali e le palle d'altare, come questo San Giorgio e il Drago, che i musei vaticani hanno restaurato per l'occasione. Louvre, National Gallery, ma anche il Museo di Vienna e di Oxford hanno prestato diverse opere esposte per una mostra che ha anche risentito della guerra, perché Bordone è conosciuto ed apprezzato anche nelle sale dell'Ermitage di San Pietroburgo. Grazie ai prestiti Treviso ha 2 grandi o importanti mostre contemporaneamente, visto il periodo da cui veniamo è veramente molto importante, un grandissimo regalo per i cittadini trevigiani e per tutti i visitatori che vedranno vedere la mostra. Mostra che domani sarà visitabile gratuitamente da tutti i trevigiani. I residenti, quindi anche per la provincia di Treviso, quindi ormai è un regalo consolidato, perché quando apriamo una mostra il primo giorno è sempre gratuito, proprio perché anche simbolicamente è un artista trevigiano, i musei civici sono la casa della cultura dei trevigiani e vogliamo che i trevigiani siano proprio i primi ospiti per godere di questa grande mostra e fare passaparola per portare tanti visitatori a Treviso. C'è la storia dell'arte, la grande storia dell'arte, ma anche la storia della musica, del rock in particolare, che sta andando in scena a Silea con Tolo Martone. Sabato sera arriva anche il batterista dei Deep Purple. Fin dalla prima serata per me è bellissimo, poi a tutte le serate sono una diversa dall'altra e quindi c'è questa possibilità di cambiare, mi fa bene. Un viaggio in 8 serate attraverso la storia del rock con Mattatore, il trevigiano Tolo Marton, tra i più raffinati chitarristi italiani. Come location una tenda da circo che fra la fine di agosto e queste prime settimane di settembre ha accolto migliaia di appassionati da tutto il nord-est. Ogni sera sul palco una leggenda, Beatles, Rolling Stone, The Doors, Led Zeppelin e tanti altri. Questo è il principio di The Rock Music Circus per la prima volta a Silea, perché la cultura va intesa a 360 gradi. L'amministrazione è proprio stata contenta e felice di poter ospitare un evento di questa portata, di questa qualità e con un musicista di punta come Tolo Marton. L'organizzazione di Rock Music Circus è stata fondamentale per fornire un'opportunità di crescita culturale al territorio di Silea, ma non solo. Pandemia e assenza prolungata di concerti non hanno fatto venire meno la voglia di rock, anzi. Io vedo che sono sempre, come si dice, entusiasti. Poche volte mi è successo di avere un entusiasmo così, nonostante tutti i concerti che ho fatto in vita mia. Cioè in questa situazione ho visto moltiplicarsi il fervore del pubblico. Il gran finale nel fine settimana venerdì con le canzoni più belle del rock e poi il botto con un grande ospite internazionale. Sabato si conclude invece con il grande ospite, il grande batterista di Deep Purple, Ian Pace, che con molto piacere ha accettato il nostro invito in quanto amico di Tolo, e ci sarà una serata, penso, spettacolare. Quanto alla location, in una tenda da circo, assicura Tolon, è tutta un'altra musica. Questo qui è tutta un'altra cosa, un'esperienza unica che non avevo mai provato. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano il grido d'allarme degli albergatori bellunesi. Rischiamo la chiusura proprio a causa del rincaro dell'energia. Dopo il disastro economico causato dalla pandemia avanza l'incubo di una crisi senza precedenti per famiglie e imprese. I rincari dell'energia e il costo del gasolio, che non ha avuto la diminuzione delle accise al pari di quello per autotrazione, stanno mettendo in difficoltà tutto il comparto turistico, specie quello delle città d'arte dell'arco alpino, e l'inverno è alle porte. Siamo al punto che io personalmente, ma anche altri colleghi, vedo che non si può ancora fare un listino prezzi per l'inverno, perché stiamo cercando di capire come comportarci
La situazione è complessa per gli albergatori, nonostante l'estate, complice anche il bel tempo, sia andata bene, ma la gioia per il ritorno degli stranieri è stata smorzata dall'arrivo delle bollette. A luglio 2021 un kilowattora costava 22 centesimi, un anno dopo 77, saliti a 84 in agosto. C'è il rischio concreto che effettivamente qualcuno si metta carta, penna e calamaio a fare un attimo di conti, a capire se gli convenga tenere aperto o meno. In questo clima di incertezza Federalberghi ha avviato una verifica con tutte le consorelle delle regioni alpine per capire come affrontare i prossimi mesi che in montagna, inutile dirlo, saranno più pesanti che altrove. All'inizio stagione devi accendere il riscaldamento almeno un 4, 5, 7, anche 7 giorni, perché hai bisogno di scaldare i muri. Ed è una montagna che per l'ennesima volta lancia, finora inascoltata, il suo grido di allarme. Purtroppo è un territorio che tante volte dalla politica non ha il rispetto che si merita. Una politica che non capisce cosa voglia dire vivere in montagna. Signori, esistiamo anche noi abbiamo bisogno di servizi. Abbiamo bisogno di infrastrutture. È veramente allucinante la situazione. E non va meglio nel comparto artigiano. Incombe il caro bollette sul mondo artigiano. È preoccupata al punto che un questionario di Confartigianato Belluno dà esiti sconfortanti. Il risultato è che un'impresa su 10, se non cambia qualcosa nel brevissimo periodo, è costretta a chiudere, ma si chiude perché un'azienda, come è giusto sia, deve tirare una linea alla fine della giornata, farsi i conti, e purtroppo i conti non tornano perché le bollette sono quadruplicate. Oggi l'energia elettrica, domani andrà ad aggiungersi il riscaldamento e per molti, troppi, l'unica soluzione possibile potrebbe diventare abbassare le saracinesche. Avevamo già i numeri in generale, ma abbiamo voluto proprio fare un focus sui nostri artigiani per capire se effettivamente i dati generali corrispondevano ai dati delle nostre imprese, e ahimè purtroppo è così, la situazione è molto grave. Il prossimo governo, chiunque ne faccia parte, se ne dovrà occupare, con il rischio però che sia troppo tardi. Il nostro auspicio è che non si aspetti il nuovo governo, ma si faccia qualcosa immediatamente, che ci sia una responsabilità da parte di tutti e dell'Europa anche in primis, perché noi non possiamo aspettare, le imprese non possono aspettare. Il Tribunale Civile di Belluno ha condannato la Regione Veneto alla rifusione dei danni e delle spese legali a carico di un automobilista la cui vettura venne distrutta da un cervo. L'incidente accadde nel 2014 sulla provinciale 1 a Campo San Piero di Mel, un tratto di strada in cui non c'erano segnali di pericolo riguardanti l'attraversamento di animali selvatici e nemmeno guardrail a protezione della carreggiata. Nel 2018 prese avvio la causa civile contro la Regione Veneto, che è l'ente responsabile per i danni da fauna selvatica, come ha chiarito anche una recente sentenza della Cassazione. A nulla sono valsi i tentativi della Regione di rimpallare le proprie responsabilità a Provincia e Veneto Strade. Il giudice l'ha condannata a versare 4.350 euro all'automobilista, oltre al pagamento delle spese legali. Frazione di Belluno, uscendo dall'autostrada e andando verso il centro cittadino. La frazione è quella di Levego e quello che vi raccontiamo è il nuovo capitolo della storia davvero infinita di una rotonda. Una rotonda che fa discutere, non da mesi, ma da anni e molti. E quando questa mattina gli automobilisti si sono trovati con un senso unico alternato, è cominciato al telefono e sui social il tam-tam delle proteste e del disappunto. Il consorzio che c'è alla mia sinistra ovviamente si carica di tutte le spese, non ci sono soldi pubblici messi nel contesto se non le autorizzazioni sia da parte nostra sia da parte della provincia per finire questo lavoro. Apparentemente questa rotonda, che esiste da tantissimo tempo, che era disassata, serve soltanto un parcheggio che possiamo vedere e null'altro.
No, in realtà serve una lottizzazione importante, artigianale importante, che ha visto circa 30 anni fa le prime progettazioni, che ha avuto una serie di vicissitudini anche di carattere legale che portano ovviamente a questi ritardi. I lavori di urbanizzazione a Levego sono necessari perché si possa cominciare a costruire. Tra i lotti c'è BIM, come ci sono tante attività artigianali, membri del consorzio che sta facendo i lavori. Non lo fanno per fare un parcheggio semplice, fa parte di una lottizzazione, ci saranno dei capannoni, ci saranno delle cose da inserire, anche se nel tempo molti associati di questo consorzio se ne sono andati anche per mano divina, però insomma le cose vanno avanti, mi sono felice e contento di vedere che qui insomma si prosegue su quello che è stata l'idea di questi consorziati, che hanno cambiato ovviamente obiettivi, ma che in questo momento vedono nell'aspetto artigianale uno sbocco per le loro attività. Così a Belluno vi ricordo la notizia di apertura di questo telegiornale, il dramma che si è consumato nel pomeriggio in via Campania a Loria, lungo la ferrovia sulla linea Venezia-Bassano, a perdere la vita un anziano la cui identità al momento non è ancora conosciuta. Questa è la foto che vedete sulla tribuna di Treviso. Insomma, una situazione, all'inizio si pensava a un gesto estremo, invece si tratta di una terribile fatalità, di un incidente vero e proprio. È tutto da Treviso e Belluno. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per l'attenzione e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia irromperà sull'Italia, portando instabilità e anche un netto calo delle temperature. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 16 settembre. Sul Veneto tempo perturbato con possibili iniziali parziali schiarite, poi sarà molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, più frequenti e consistenti nella seconda parte della giornata. Temperature come detto in diminuzione anche sensibile, minime tra 13 e 18 gradi, massime invece tra i 20 e i 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con piogge e temporali. Sulle zone orientali della regione potranno essere anche intense. Temperature minime tra i 15 e i 17 gradi, massime sui 22-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Al mattino sarà possibile qualche schiarita, ma a seguire, come ci mostra la grafica, avremo temporali via via più diffusi. Temperature minime sui 14-16 gradi, massime intorno ai 24-25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.